Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Il ricatto palese e indecente di Ryanair. Evidentemente l'amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, ha l'abitudine di non fare molta attenzione a quello che dice, perché le sue ultime parole sulla norma del governo che impone un limite al caro voli sembrano un ricatto bello e buono. Se questo nuovo decreto non verrà ritirato, dice Wilson senza freni, Ryanair sarà purtroppo costretta a ridurre la capacità dalla Sardegna e dalla Sicilia, il che significherà meno passeggeri e tariffe più elevate. Non ci sembrano affatto le parole di uno che crede al libero mercato, semmai parole di uno che lo disprezza. Ma Schifani lo rimanda al mittente, il presidente Schifani respinge con nettezza il ricatto di Eddie Wilson e contrattacca. Ryanair, dice Schifani, da un lato esalta la libertà del mercato, dall'altro però intasca i contributi. Dall'aeroporto di Palermo ha ottenuto 15 milioni di euro nel 2022 e ricorda l'articolo 16 della Costituzione che assicura il diritto alla mobilità che viene messo a rischio in Sicilia proprio dal caro voli, non essendovi ancora alternative all'aereo. Quante persone scomparse in Sicilia? Il commissario straordinario per le persone scomparse ha presentato il report per il primo semestre del 2023. La Sicilia è al primo posto in Italia con 3.366 denunce di persone scomparse. Mantiene il primo posto anche a quanto a persone ritrovate, 1.092. Sui numeri incidono molto i minori stranieri non accompagnati, 2.900, che non appena sbarcati tendono a scappare per raggiungere i loro parenti sparsi in Europa. Depurati i dati da quelli dei minori stranieri, la Sicilia passa al terzo posto con 466 denunce, di cui 244 minori. Commissaria ad acta nei comuni per le aree bruciate. L'assessore regionale delle autonomie locali ha nominato i commissari ad acta che sostituiranno le 147 amministrazioni comunali siciliane inadempienti per quanto riguarda l'obbligo di censimento dei terreni percorsi da incendi e di aggiornamento annuale del catasto delle aree bruciate. Il provvedimento arriva dopo numerosi solleciti ed è stato assunto su richiesta del comando del Corpo Forestale della Regione. Il catasto dei terreni percorsi dal fuoco è stato introdotto dalla legge con lo scopo di preservare da speculazione i terreni colpiti da incendi, applicando specifici vincoli ambientali e urbanistici. Il compito è dei comuni e le regioni hanno potere sostitutivo. Musei e parchi aperti in Sicilia a Ferragosto. I musei, i parchi archeologici e tutti i luoghi della cultura della regione siciliana resteranno aperti lunedì 14 e martedì 15 agosto. Lo ha deciso l'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana in linea con le disposizioni del Ministero della Cultura. Il nostro TG si ferma per 2 settimane. Anche il quotidiano La Nazione Siciliana va in vacanza. Non saremo online da lunedì 14 a sabato 26 agosto. Sono stati mesi di successo e di visualizzazioni senza precedenti e anche noi sentiamo il bisogno di ferie. Arrivederci, a presto. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.